Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata Onebu dedicata all'archeologia della Sardegna. Tutti noi stavamo aspettando il professor Ugas e invece sono comparsi questi due bei giovani che si chiamano Mario Caviddu e Antonia Pintori, che io saluto con gioia per diversi motivi. Primo, perché voi siete i gestori di un sito straordinario di cui avremo modo di parlare. Seconda cosa, perché Antonia a brevissimo ci dà qualche bellissima notizia, perché anziché rimanere in due sarete in tre. E siamo ormai vicinissimi agli sgoccioli da un giorno all'altro. Mi raccomando, non durante la diretta. Dobbiamo dire, allora mi fermo un attimino per dire che saluto tutti quanti, tutti quelli che si sono collegati, per dire che oggi alle 3:30, quindi questo pomeriggio, un paio d'ore fa, mi ha chiamato il professor Ugas, che oggi avrebbe dovuto partecipare a questa serata con la prima parte degli scavi che lui ha condotto negli anni '80 al nuraghe sul mulino di Villanova Franca, che tutti noi aspettavamo con ansia perché ci deve dare delle informazioni straordinarie. Purtroppo ha avuto un lutto alle 3:30 di pomeriggio, quindi mi ha chiamato rammaricato, mi ha detto scusami con tutti, purtroppo dobbiamo rimandare, io stasera non me la sento, non sono nelle condizioni di poter fare una diretta né una lezione perché in questo momento siamo sconvolti. Quindi io ho chiesto la gentilezza a Mario e ad Antonia, che sarebbero dovuti essere nostri relatori fra 3 settimane, e qualche settimana fa ci siamo sentiti e Mario e Antonia mi hanno detto: guarda che è probabile che quando ci dovremo sentire io sarò in ospedale perché devo partorire, quindi vedi se riesci a farlo o prima o dopo. Quindi mi sono ricordato di questo, li ho chiamati e loro sono stati gentilissimi, disponibilissimi come sempre, hanno accettato l'invito e quindi stasera ci racconteranno il loro sito, che fra le altre cose ha un unicum in Sardegna con una fonte che poi vedremo, perché mi avete mandato delle immagini che sono straordinarie, che ha questa caratteristica di allagarsi secondo la piovosità di quel momento. Quindi è una fonte che serve anche per misurare il livello dell'acqua. Ne parleremo dopo, anche per quello, certamente. Allora, iniziamo con i saluti. Allora, anzitutto saluto tutti i nostri amici dell'associazione Onebu, tutti gli amici di Facebook che ci stanno ascoltando, tutti i circoli. Sapete voi ragazzi che ci seguono i circoli da tutta Italia, ma anche circoli dal Messico, dall'Argentina, dall'Australia, dal Venezuela, insomma ci seguono dappertutto. Saluto Gianni Garbati, che è il nostro caro amico di Madrid, che gestisce il circolo, che è il rappresentante del circolo ICNUSA spagnolo, che sta a Madrid, e tutti i loro soci. Loro si riuniscono, vanno in una sala, si riuniscono tutti insieme e ci guardano in diretta. Ormai lo fanno da tempo e quindi sono troppo e quindi li salutiamo. Bene, i nostri amici si sono tutti collegati. Allora io devo un attimino condividere la nostra diretta nelle varie pagine che mi hanno chiesto. Tra l'altro, se c'è qualcuno che vuole condividere naturalmente la diretta, può condividerla e ci fa piacere. Ok, siamo a posto, quindi le condivisioni stanno andando avanti. Allora, ragazzi, grazie per essere qui con noi. Grazie a te. Io vi sono andato diverse volte nel vostro sito ed è meraviglioso perché in un sito si possono vedere tante cose, ad esempio il periodo del megalitismo con i circoli megalitici, poi si può vedere il nuraghe, poi avete un percorso insomma che si snoda in io lo chiamo parco archeologico perché tanto da un momento all'altro ho capito che diventerà parco archeologico. Al momento avete fatto una società che gestisce questi beni, questi 8 ettari di terreno, che ancora ce n'è tanto da scavare, e quindi sono sicuro che farete i passi giusti
per diventare parco archeologico. Ricordo a tutti che il vostro sito, che è diciamo, il parco archeologico Nodule, perché da poco ho fatto la diretta con Nuraghe. Ok, il parco archeologico Nodule, che si trova a pochi chilometri da Nuoro, nella strada Nuoro-Orune, nella strada statale 389, al chilometro 86. Esatto. C'è il parcheggio, si può entrare in macchina, si può entrare nel parco, quindi è anche piacevolissimo perché c'è aria buona, in mezzo al bosco. Sì, abbiamo anche cambiato il cancello, adesso riescono a entrare anche i pullman. Visto che molto bene. Mi ricordo che noi abbiamo parcheggiato, insomma, abbiamo avuto qualche problemino, quindi avete... bene. Va bene, allora, parlateci un pochettino... Intanto anch'io voglio salutare e ringraziarti intanto per averci invitato e salutare tutti i presenti, tutti gli ascoltatori, insomma le persone collegate che seguono queste dirette. Possiamo, se vuoi, iniziare già a immergerci nel sito nuragico, così scopriremo un po' con la varietà di monumenti tutto quello che ci può raccontare Nodule, perché ha una varietà appunto di monumenti tale quasi nel percorso in ordine cronologico che ci permette di trasformare la visita guidata come un documentario in un percorso che ci accompagna nello sviluppo della storia antica della Sardegna. Una storia che comprende migliaia di anni addirittura, perché il megalitismo ci permette di partire dall'epoca neolitica e l'età del rame e attraversare quindi poi l'epoca nuragica e arrivare al culmine della magnificenza dell'antica civiltà sarda, quando poi sviluppa i santuari del culto delle acque, perché la fonte che tu hai citato è inserita comunque all'interno di un santuario con un recinto sacro, con diversi ambienti, santuari che troviamo in altri contesti in Sardegna che oltre a mostrarci la magnificenza ci mostrano anche quanto elaborata diventa il loro processo culturale e religioso. Ci tengo ad aggiungere una cosa relativamente appunto a noi, a quello che abbiamo fatto. Il sito verteva in uno stato di totale abbandono fino a 3 anni fa. Noi l'abbiamo recuperato grazie intanto alla costituzione della nostra impresa, che è appunto la Nuraghe SRLS, grazie alla quale abbiamo potuto partecipare ad un bando regionale che ci ha permesso semplicemente di accedere ad un cofinanziamento europeo attraverso il quale abbiamo strutturato l'area come una struttura ricettiva. Quindi quello in cui consiste poi soprattutto il nostro lavoro è stata la pulizia totale dell'area monumentale. Questo è importante perché ovviamente, come dico sempre, un po' il paradosso è il fatto che l'oblio che ha avvolto Nodule l'ha protetto, quindi si conserva molto bene grazie al fatto che era completamente immerso nella sua vegetazione e non lo conoscesse nessuno. Come l'abbiamo riportato in luce, abbiamo scoperto che è molto più grande, magnificente anche di quello che noi stessi pensavamo. Quindi ci siamo occupati e ci occupiamo tuttora proprio della pulizia dell'area e della sua valorizzazione. Abbiamo scoperto che abbraccia, come ha detto Mario, uno spaccato di tempo veramente amplissimo. Ci tenevo giusto appunto a dire questo. No, hai fatto bene a dirlo. È giusto anche dire appunto che voi avete aperto nel 2018, quindi tutti coloro che sono andati a visitare il sito, me compreso, e io sono un addetto ai lavori, sono rimasti colpiti dalla bellezza della fonte, prima perché è un unicum. Quando faremo vedere le fotografie si renderanno conto di che sito stiamo parlando, perché per il momento, secondo me, ancora qualcuno ha detto sì, ma non ho mai sentito nominare. Rimanete collegati perché vedrete delle cose straordinarie. È vero. Tra l'altro dico anche che questa nostra serata, sì, qualcuno mi chiede ancora, non si parla di Summulino. Allora, per chi si fosse messo in collegamento adesso, 2 ore fa, 3 ore fa, professor Ugas mi ha chiamato. Purtroppo ha avuto un lutto oggi
quindi non se la sentiva di partecipare a una diretta, quindi Mario ed Antonia, che avrebbero dovuto fare la serata fra 2 settimane, l'abbiamo anticipata e la stiamo facendo oggi. Vi dicevo questo, che questa serata sarà organizzata in una maniera leggermente differente rispetto alle altre, perché Mario e Antonia ci porteranno proprio a fare una visita guidata virtuale attraverso il sito. Quindi loro naturalmente fanno le visite quando noi andiamo a vedere i monumenti, però oggi, grazie alle fotografie che mostreremo e al racconto che ci proporranno Mario e Antonia, riusciremo a entrare nel sito e a visitarlo perlomeno virtualmente. Quindi io inizio la condivisione delle immagini, ho visto che siamo già più di 100, quindi ci stanno seguendo in tanti, come al solito io li ringrazio sempre, e vado a inserire, ecco, le immagini. E quindi da questo momento possiamo andare a visitare questo complesso nuragico. Mario e Antonia, vi lascio la parola, poi io interverrò ogni tanto per qualche curiosità, per avere qualche piccolo approfondimento. Va benissimo. Allora, intanto buonasera a tutti quanti e benvenuti in questa visita virtuale del complesso nuragico di Nordule. Quella che stiamo vedendo adesso dall'alto è proprio una foto ripresa col drone del nuraghe. Il nuraghe si può notare che è ancora sepolto, non è stato ancora oggetto di scavi, però è il nuraghe più grande di tutta la zona ed è un trilobato di 4 torri con un cortile all'interno che è ancora tutto completamente ingombro di pietroni e crolli. Si riesce a osservare l'ambiente di 2 torri comunque ingombro di crolli dai buchi che si vedono nella torre frontale, quella ha il buco coperto dall'edera, quella sopra, quella lì esattamente, mentre quel buco nero che si vede sotto è appunto un'altra torre secondaria. C'è la torre principale, poi un'altra torre secondaria ancora, dove da sopra si riesce giusto ad accedere ai crolli degli ambienti ai primi piani, mentre conserva ancora all'interno degli ambienti integri, ma ancora non sono raggiungibili. Questo nuraghe lo vedremo dopo, ma si inserisce all'interno di un'area archeologica molto grande, che è il complesso nuragico. In questo caso vediamo l'area archeologica, che è quella in concessione, appunto quella con il perimetro bianco, esatto. La tomba dei giganti che si trova al di fuori di questo terreno, la vedete a nord-est, esattamente localizzata, è stata oggetto di scavi negli anni 60 da parte di Edita Castaldi, però si trova ancora in terreno privato e noi la renderemo accessibile creando un percorso che collegherà l'area picnic libera e gratuita che stiamo creando in un'ala del sito con la tomba dei giganti, quindi comunque sarà sempre fruibile, mentre il resto del complesso dell'area monumentale si sviluppa in maniera un po' diversa. Al centro vedete il nuraghe, che è quello che stavamo vedendo prima dall'alto, no, è il cerchio sì, questo. sopra, esatto, quello, mentre il cerchietto sulla destra è la grande capanna monumentale, anch'essa oggetto di scavi negli anni 60 da parte di Ercole Contu. Stessa cosa il santuario del culto delle acque con la fonte sacra che si trova lì, esatto, in mezzo nel bosco. L'area archeologica in realtà inizia subito dopo l'ingresso, perché localizzati proprio all'ingresso ci sono i 2 circoli megalitici che sono però appunto all'esterno rispetto all'area prevalentemente nuragica. Questo perché se andiamo avanti possiamo vedere intanto il cambiamento dell'area dopo le nostre pulizie, quindi ora si vede, prima era coperto di alberi, adesso si vede anche il nuraghe, che è quello sopra, in quello spiazzo, esatto, quello è il nuraghe. Poi c'è il pozzo sacro di Nordule indicato dalla freccetta blu. I circoli megalitici si vedono meglio adesso vicino all'ingresso e l'area archeologica si sviluppa
sulla parte destra. L'area in concessione sono quasi 9 ettari, ma il villaggio si sviluppa sulla destra, quindi se andiamo avanti riusciamo a individuarlo. Ecco, tutta quella parte alberata, diciamo, comprende le strutture nuragiche, ma è solo il primo pezzo oggetto delle nostre pulizie, perché l'area archeologica si sviluppa ancora per diversi ettari e arriva quasi alla fine dei terreni privati adiacenti che ci sono verso sud-est, e quindi probabilmente è ancora da stimare, ma potrebbe superare tranquillamente i 7-8 ettari di insediamento. Quindi era sicuramente il centro più importante di tutta quella zona, c'è anche il nuraghe più grosso, e l'area archeologica è aspetta, torna un attimino indietro. Scusa, mi è sfuggito il mouse. L'area archeologica sembra, o almeno l'area nuragica sembra circondata da un grande muraglione. Quello che si può vedere tratteggiato, io ora l'ho tratteggiato un pochino così al volo con Photoshop, non avevamo molto tempo a disposizione per prepararci oggi, però è tutto un tracciato che vedremo dopo nelle foto di un grande muraglione che circonda il villaggio, quindi le strutture nuragiche sono per lo più all'interno di questo muraglione, solo che sia da una parte che dall'altra a un certo punto ne perdiamo le tracce, perché tutti i giorni dal 2018 ci alterniamo tra le visite guidate e la pulizia costante dell'area dei monumenti, però è veramente un'area gigantesca, quindi ci vorrà ancora diverso tempo per arrivare laggiù in fondo. In questo muraglione abbiamo scoperto che probabilmente è anche un muraglione che sembra fortificato, perché ogni pochi metri è intervallato da delle strutture particolari, sono delle strutture circolari molto grosse, sembrano torrette o grandi capanne circolari, quindi come se fosse una cinta muraria fortificata che probabilmente potrebbe anche cingere tutto l'insediamento. Ascolta Mario, scusami se ti ho interrotto, giusto per dare una cronologia, la muraglia di che epoca è e i circoli megalitici di che epoca sono? Allora, quello che volevo dire con la muraglia è che dovrebbe essere l'area ritenuta nuragica, però in realtà quella muraglia ha in certi punti dei tratti megalitici, quindi non sappiamo se questa muraglia possa avere una datazione precedente, poi ripresa in periodo nuragico, perché comunque in certi casi c'è il classico doppio paramento nuragico, poi lo vedremo in una foto in particolare, che differisce molto dalla tecnica dei circoli, per cui questo muro finché non verrà scavato non sarà possibile datarlo con certezza, però dovrebbe essere almeno le tracce più chiare con i doppi paramenti, dovrebbe essere di un'epoca successiva ai circoli. I circoli sembrano di un'epoca precedente, dico sembrano perché questi purtroppo non sono ancora stati scavati dagli archeologi, fanno comunque parte dell'area archeologica e ci dicono in questa foto semplicemente che l'area archeologica inizia anche prima, praticamente subito dopo l'ingresso, siamo già nell'area monumentale. Possiamo andare avanti così li vediamo nel dettaglio questi circoli. Il primo è questo, il più completo. Ora l'inquadratura non è delle migliori, però sono dei grossi massi infissi nel terreno che formano una struttura circolare. Non è ancora stata scavata dagli archeologi, quindi non riesco a dare una datazione, un reale utilizzo di questa struttura, però gli unici raffronti che possiamo fare con circoli di questo tipo in Sardegna sono proprio i circoli megalitici del Neolitico, quindi antecedenti al nuragico, anche dell'Eneolitico, in particolare però del Neolitico, perché per esempio abbiamo dei raffronti con dei circoli scavati ad Arzachena, nel sito di Limuri, utilizzati addirittura in modo molto diverso rispetto a quelli coevi del nord Europa, che si pensa venissero usati più come calendari o osservatori astronomici, poi di qualcuno lo si pensa anche in Sardegna, ma
quelli per esempio scavati ad Arzachena, dicevo, a Limuri, ma anche a Pranumuteddu, a Goni, erano utilizzati come sepolture. Quindi sì, sono circoli funerali. Esatto, al centro presentavano una cista litica che era come un sarcofago, una specie di box fatto di lastre piatte di pietra, dove all'interno hanno trovato dei resti ossei umani del Neolitico, e quindi si pensa che questi circoli venissero utilizzati allo stesso modo delle più famose Domus Deianas, no? Queste le conosciamo tutti, che erano quelle tombe ipogeiche, le tombe per eccellenza dell'uomo sardo del Neolitico, dove il defunto veniva deposto all'interno, spesso o generalmente in posizione fetale, e addirittura col corredo funerario tante volte, specie in frammenti, ma una volta addirittura vicino al cuore, tra le mani del defunto, è stata trovata la scultura della figura femminile nota come Dea Madre. Dea Madre. Ascolta Mario, volevo chiederti una cosa, come materiali questa pietra che è granito? Sì, ci troviamo in un altopiano granitico, siamo a Saserra, al confine di Saserra, quindi l'altopiano di Benetutti, che è un altopiano granitico in mezzo a fauna endemica e flora endemica composta di queste bellissime querce da sughero, quindi è tutta un'area di querce da sughero. E il materiale utilizzato per le costruzioni nel sito generalmente è materiale locale, quindi tutti i monumenti sono realizzati in granito, tranne la fonte, poi vedremo. Lo vedremo. Sì, esatto. Allora, questo è il secondo circolo, purtroppo è il più incompleto, è molto bello perché è più grande di quello che abbiamo appena visto, composto da blocchi di pietra ancora più grossi, però ci dimostra quanta poca sensibilità c'era 100 o 200 anni fa, perché qui siamo a ridosso della strada e quest'area è stata oggetto di cava o al massimo o quasi un secolo fa, quando hanno fatto il fondo della strada, appunto, o al massimo un paio di secoli fa, all'editto delle chiudende per i famigerati muretti a secco che cingono tutte le tanche, tutti i terreni. E anche Nodule non è esente da questo processo, quindi anche per fare i muretti a secco veniva utilizzato il materiale locale. Qui i circoli dovevano essere evidenti anche 100 o 200 anni fa, però siccome l'archeologia è una materia recentissima e non c'era nessuna sensibilità per le cose antiche fino a una sessantina, settantina di anni fa, non c'erano neanche i grandi mezzi meccanici, quindi la logica era pietra mi serve e pietra prendo, quindi non si riconosceva il valore delle antichità, ma anzi si riutilizzava il materiale proprio perché era una risorsa utile, ancora utile almeno in questi casi. Allora, questo è il muraglione, possiamo rispetto ai circoli. Qui il muro è composto da un doppio paramento, quindi un doppio filare di pietre, esattamente, con un riempimento di pietre più piccole all'interno, li chiamano anche muri a sacco, e questo è un muro tipicamente di periodo nuragico. Per cui ci sono degli altri tratti megalitici del muro che poi vedremo. È possibile che se scavassero i circoli e alcune particolari strutture che emergono nell'insediamento, magari si potrà scoprire appunto un principio prenuragico di questo sito. Sì, se posso aggiungere una cosa sul muraglione che a me piace tantissimo generalmente e che comunque denota appunto anche in questo caso il periodo nuragico, è il fatto che si integra perfettamente in diversi punti con le rocce naturali del territorio. Quindi lo possiamo vedere nella parte del fondo, spero si capisca, della foto, sono delle rocce naturali che hanno perfettamente integrato poi con il doppio paramento, e questa situazione si ripercuote anche in altri punti del muraglione. Quindi anche questa potrebbe essere comunque un'indicazione del fatto che possa trattarsi di un muro nuragico, oltre al fatto che il doppio paramento è inequivocabile in questo caso. Sì, il muro a sacco è tipico proprio sì. nuragico.
Sì, chiaramente noi in questi casi, specie nella parte ancora non oggetto di scavo archeologico del sito, ci basiamo appunto semplicemente sui raffronti con quello che vediamo. Sì. In questo caso invece siamo già a ridosso del nuraghe, e a ridosso del nuraghe possiamo fare una piccola pausa dal nuragico, perché abbiamo queste tre strutture, qui ne vediamo due, sono tre strutture rettangolari. Queste sono molto più recenti rispetto al nuraghe, hanno anche più di 1000 anni in meno rispetto al nuraghe, perché sono di periodo romano. Queste sono state oggetto di indagine e si è scoperto che sono costruite con delle pietre che vengono addirittura da antichi crolli delle parti più alte del nuraghe, quindi è possibile che in periodo romano addirittura abbiano trovato le pietre già franate, pronte all'uso e riutilizzate per costruire queste piccole tre capanne. Quella che vediamo lì di fronte è quella che si conserva meglio. C'è anche i resti di un focolare e un foro del perno della porta che addirittura un tempo la chiudeva. Secondo gli archeologi questa era una piccola stazione, però più che una stazione immaginatela come un piccolo rifugio, una locanda, lungo l'antico cammino Antonino. In particolare nell'antica strada romana, che sappiamo esisteva, che collegava la città di Olbia con Fordongianus e Cagliari. È probabile che questa arteria così importante passasse proprio di qua, perché a 4 chilometri più a nord di Noddule c'è un altro sito molto famoso e purtroppo abbandonato, si chiama Sant'Efis, in territorio già di Orune, dove c'è una antica città praticamente di periodo romano. Sicuramente una mansio, quindi in questo caso poteva essere la ancora non individuata effettivamente Caput Tirsi, però molti archeologi ritengono che il sito di Sant'Efis equivalga proprio alla mansio Caput Tirsi che è presente nell'itinerario antonino, e quindi che questa strada così importante passasse proprio di qua. Qui a Noddule quindi c'era questo chiamiamolo accampamento, però se volessimo fare qualche congettura in più, cosa possiamo dire? Possiamo dire che in periodo romano in genere si asfaltavano, tra virgolette, vie di comunicazione generalmente già esistenti. E se partiamo da Olbia e imbocchiamo proprio la strada statale 389, che è proprio la strada che conduce a Noddule, ma che è lunghissima, specie nel vecchio impianto, guarda caso passiamo per i santuari nuragici del culto delle acque più belli della Barbagia praticamente. Quindi è possibile che questa strada sia ancora più antica di quanto possiamo immaginare. Già un collegamento nuragico, magari con un pellegrinaggio per questi santuari, perché no? Possiamo anche immaginarlo. Qui abbiamo una veduta generale delle tre capanne che vanno digradando, perché l'ultima è praticamente rasoterra, e dietro c'è il nuraghe, non si vede in questo momento, è coperto dagli alberi in questa foto, però nella prossima lo vediamo. Allora, qui le capanne si trovano al di sopra del muraglione. Qui vediamo proprio l'antemurale, perché tutta quella cinta muraria che io avevo disegnato in realtà si collega all'antemurale del nuraghe. Mentre prima poteva essere alto un paio di metri, perché ha una larghezza di poco più di mezzo metro, no, di quasi un metro, scusate. Qui invece è largo 3 metri e poteva essere alto anche 5 metri, era il vero e proprio antemurale del nuraghe di Noddule. I pietroni che vedete sono veramente notevoli, arrivano a pesare anche 3 o 4, anche più di 3 o 4 tonnellate, ed è stato stimato che al tempo dei nuragici per trasportarne una sola servissero risorse come 40 uomini, carretti, animali da traino e così via. Tutto questo ha causato nuovi dibattiti sulle ragioni dei nuraghi. Per spiegarvi però il nuraghe di Noddule, che vi ho anticipato all'inizio, quello che vediamo adesso che cos'è?
è il nuraghe ancora sepolto. Praticamente noi lo vediamo emergere dai crolli e quella che vediamo al centro è la torre principale. Addossati sui due lati della torre principale, subito addossate alla torre, ci sono due torri secondarie che sono esatto, quei muri restanti ai lati, mentre dall'altra parte della torre principale c'è un cortile interno, poi un'altra torre secondaria. No, lo farò vedere poi nella planimetria. Sì, nel disegno. Pensavo che ci fosse il disegno. Ok. Sì, c'è tra un po'. Sì, lo vediamo dopo, lo vediamo dopo. Lo vediamo dopo. Di fronte, dicevo, quindi dall'altra parte della torre principale c'è un cortile interno, poi un'altra torre secondaria e due bastioni che collegano quella torre secondaria con queste due torri secondarie, quindi agli estremi. Visto dall'alto è come un triangolo, crea 3 lobi e quindi è chiamato un nuraghe trilobato di 4 torri, dicevo, con corte interna. Allora si conserva molto meglio di come sembra, perché se voi vedete la collina verde subito sotto i muri del nuraghe, sono in realtà tutti i crolli delle parti alte del nuraghe che hanno riempito ogni spazio, sollevato tutto e ce lo appiattiscono alla vista, ma in realtà questo nuraghe conserva, come vi dicevo, oltre probabilmente anche più di 10 metri. La base del nuraghe dovrebbe essere all'altezza della base di questo muraglione e infatti tutti noi sappiamo che nei nuraghi più si scende, più le pietre diventano grandi e portanti nelle torri. Possiamo immaginare i muri di quelle torri che proseguono in basso al di sotto di quel crollo con le pietre sempre più grandi, finché nei filari di base di quelle torri ci saranno delle pietre grandi come quelle che vediamo nel muraglione. Quindi possiamo immaginarci si conserva ancora molto meglio di come sembra. Poi la foto non rende, io invito eventualmente a venire a vederlo con i propri occhi. Ecco, questi sono i tratti a un certo punto megalitici che dicevo del muraglione. Queste pietre sono ancora più grandi, sono veramente megalitiche. E ci fanno pensare, quindi anche questo è un altro elemento insieme ai circoli e ad alcune altre cose che ci fanno pensare a un possibile inizio prenuragico di questo sito. In un pietrone è presente anche una probabile coppella. Ecco, questa è la planimetria del nuraghe, quindi noi eravamo in basso nell'inquadratura precedente e stavamo guardando le 3 torri che vediamo nella parte bassa, appunto, la torre principale al centro, a destra e a sinistra le 2 torri secondarie addossate, mentre di fronte alla torre principale abbiamo il cortile, l'altra torre secondaria e 2 bastioni di collegamento alle 2 torri periferiche. I bastioni in realtà sono simmetrici, in questa planimetria c'è un piccolo errore. Sulla destra, quell'angolo esterno che si vede, l'angolo all'esterno, quello vicino alla scala, esatto, in realtà non c'è, è molto morbida l'andatura, esattamente come nella parte sinistra, nell'altro bastione. La scaletta che c'è disegnata è disegnata erroneamente all'interno praticamente di quella torre, mentre invece ce l'abbiamo all'esterno, quindi al posto di quell'angolo di prima. Ecco, questa planimetria è molto vecchia, è stata disegnata tempo fa quando era ancora invaso probabilmente in parte di vegetazione ed è stato solo il rilievo di quello che emergeva, quindi si può notare che non c'è l'ingresso principale perché non è individuabile, quindi è solo una planimetria del poco che emerge di questo nuraghe. Dopo il nuraghe, quando ci si addentra nel bosco, girando intorno praticamente al nuraghe, si entra nel villaggio, si cammina tra le rovine di tutte le strutture nuragiche e a un certo punto si arriva a questo monumento. Questo monumento è stato oggetto di scavo da parte di Ercole Contu nel 61 e nel 62. Ercole Contu era, lo ricordiamo, addirittura possiamo definirlo probabilmente il numero 2 dell'archeologia in Sardegna. Lilliu era per il sud Sardegna, Ercole Contu per il nord Sardegna.
è venuto a Nodule a scavare negli anni 60, ha sicuramente informato gli amministratori di allora dell'importanza di questo sito. Lui era una persona molto seria, però sappiamo negli anni 60 quanta sensibilità c'era per le cose antiche della nostra isola, per cui non saranno stati tanto sensibili a queste cose gli amministratori di allora, e infatti tutto l'intero sito di Nodule è rimasto abbandonato e sconosciuto anche ai nuoresi stessi, nonostante la sua importanza, per circa 60 anni. Qua possiamo vedere invece uno appunto dei monumenti che lui ha scavato, ed è una capanna monumentale. Questa è tra le più grandi della Sardegna, ha ben 10 metri di diametro e si può notare, forse si riesce a vedere nella parte destra in alto, è stata scavata interamente sottoterra per 2,5 metri. Perché il piano di calpestio in questo momento è proprio a livello di chi ha fatto la foto, quindi a livello del muro. Il pavimento originale, quello nuragico, è appunto lì 2,5 metri più giù, ed è quello che vediamo. È una capanna monumentale che somiglia tantissimo alle capanne delle Riunioni. Le capanne delle Riunioni le conosciamo, citiamo per esempio quella di Barumini, ma anche quella del nuraghe Palmavera di Alghero, che è bellissima. Sono delle capanne circolari molto grandi che assomigliano molto a questa, però ci sono delle differenze. In pratica nelle capanne delle Riunioni abbiamo generalmente tutto un filare di panchine alla base del muro circolare per sedersi, e spesso incastonata in quella basocchia a spicchi che c'è lì al centro c'è un altarino a forma di nuraghe. Le chiamano capanne delle Riunioni perché forse erano degli ambienti proprio funzionali ad ampi consigli, decisioni importanti. Questa effettivamente noi non sappiamo se sia mai stata una capanna delle Riunioni. Ercole Contu la definì all'epoca, che se non sbaglio all'epoca non erano ancora state definite le capanne delle Riunioni, lui la definì capanna del Consiglio. Però in realtà rispetto a quelle che poi vengono definite capanne delle Riunioni noi abbiamo delle differenze molto evidenti. Non c'è nessun sedile, non c'è nessun altare, però abbiamo invece qualcosa di particolare nell'ingresso. Infatti, se è mai stata una capanna delle Riunioni, giusto perché ci assomiglia tanto, secondo noi nella seconda fase, quella diciamo quando i nuraghi ci smettono di costruire i nuraghi e vanno incontro al fiorire di quella nuova grande spiritualità di cui non avevamo traccia prima, che è appunto il cosiddetto culto delle acque, quando quindi tutte le loro risorse passano effettivamente dall'edificazione dei nuraghi all'edificazione di pozzi sacri, fonti sacre e i cosiddetti santuari del culto delle acque. Quindi secondo noi questo ambiente così importante perché è monumentale, ha delle dimensioni enormi, in più ha una particolarità: questa non era coperta con il cono rovesciato di legname e frasche come le capanne abitative, ma era un'enorme falsa cupola in pietra. Quindi doveva essere difficile costruire questa struttura quasi come una torre nuragica, e quindi doveva essere un ambiente molto importante. Quindi secondo noi dalla sua importanza ha mantenuto la sua importanza, ma nella seconda fase è stata probabilmente santuarizzata col culto delle acque. Ce ne accorgiamo proprio da queste differenze, ma soprattutto dall'ingresso nella foto successiva, dove possiamo vedere che c'è l'addizione successiva nell'ingresso proprio di questi due grandi muri curvilinei che creano un bel atrio d'ingresso, e i sedili ce li abbiamo fuori, 2 filari di sedili per sedersi, mentre quello che vediamo sulla destra, quella grossa pietra, esatto, che sembra quasi una poltroncina per sedersi, in realtà appare spezzata. Se noi ci immaginiamo anche il restante bordo ancora integro, dovrebbe essere un bacile. Una vasca, sì. Utilizzato con l'acqua, esatto. Anche la parte posteriore appare appiattita, quindi in modo che potesse probabilmente appoggiare addirittura al muro. Cosa ci ricorda banalmente un bacile all'ingresso di un ambiente importante?
normalmente ci ricorda per esempio l'ingresso delle chiese, dove già entriamo sulla destra, guarda caso abbiamo un bacile con dell'acqua, quindi già qualcosa funzionale al culto. In particolare poi i sedili all'ingresso che ci ricordano quasi una sala d'attesa dal dottore, ma questo significa che bisognava attendere qualcosa probabilmente prima di entrare. L'ingresso era un grande ingresso trapezoidale, probabilmente coperto da 1 o 2 architravi, che si poteva chiudere con un grande portone. All'interno c'è anche l'alloggiamento di questo portone. Quindi è possibile che bisognasse attendere probabilmente un'autorizzazione per poter accedere. E questo a me ricorda proprio i santuari medievali cristiani, dove in origine non si poteva accedere se non si era battezzati. Bisognava fare l'iter all'esterno e il battesimo, poi si poteva accedere all'area sacra. Ovviamente questo è un raffronto, ma questa struttura, stiamo parlando di 1000 anni prima di Cristo, quindi è solamente per cercare di immaginare una funzione che poteva avere quell'accesso, e quindi magari un'area sacra dove il sacerdote potesse autorizzare, dopo un rituale magari di purificazione con l'acqua, qualcosa di simile, poteva autorizzare all'accesso i fedeli o i fruitori di quello che si poteva svolgere all'interno. Per chi c'è stato, questo tipo di ingresso ricorda molto quello di Oliena, di Sassa de Carros, che è inequivocabilmente appunto un santuario dedicato al culto delle acque. Presenta, prima di accedere al santuario, eccetto la vasca sulla destra, proprio il medesimo ingresso con le sedute, l'alloggiamento per il portone e quindi appunto anche la presenza nell'età del ferro del portone stesso. Quindi insomma noi siamo abbastanza convinti del fatto che appunto l'aggiunta di questo ingresso implichi una funzione sacra almeno in un secondo momento della capanna. Ecco, questo è l'interno. In realtà poi Ercole Contu ha identificato quello che vediamo al centro, ha un diametro di oltre 1 metro. Quello che vediamo al centro l'ha interpretato come focolare, lo ripeto, era una persona molto seria, quindi ci ha sicuramente trovato i carboni, e che dopo 60 anni di abbandono, se per caso erano ancora lì, ovviamente sono svaniti. Se era un'area quindi a un certo punto santuarizzata, allora poteva essere un focolare sacro. A cosa servivano questi famigerati focolari sacri, oltre al caldo e alla luce? Intanto per esempio alla cottura di pasti sacri durante i rituali, perché ricordo che l'agnello che ci mangiamo tutti gli anni a Pasqua è un retaggio che ci portiamo dietro dall'usanza di questi pasti sacri, appunto, non dal nuragico in generale, ma dai pasti sacri, quelli che vengono consumati all'interno dei rituali religiosi. Oppure poteva per esempio servire alla fusione di qualche goccia di piombo, che sappiamo il piombo fonde a una temperatura molto bassa, intorno ai 330 gradi, mi sembra, sì. Quindi un focolare come questo era più che sufficiente per fondere una piccola quantità di piombo, per esempio per l'atto del fissaggio dei bronzetti durante i rituali, perché noi sappiamo che il periodo del culto delle acque è anche quello in cui i cosiddetti ancora nuragici, anche se stiamo sempre parlando dei sardi in realtà che si evolvono nel tempo, quindi a questo punto iniziano anche la produzione, la splendida produzione dei famosi bronzetti nuragici che descrivono vari momenti della vita, tipologie di personaggi, tipi diversi di guerrieri come i soldatini però nuragici, ma anche imbarcazioni oppure animali, offerenti, madri con bambini in grembo. Sono bellissimi, ci mostrano tanti dettagli di questa civiltà, quindi anche gli abbigliamenti, ci possiamo immaginare anche le usanze, specie osservando gli offerenti. Siccome sviluppano questo culto delle acque, i bronzetti sono l'espressione di questa spiritualità e vengono utilizzati come oggetti votivi proprio nelle aree, nei santuari del culto delle acque. Qui mi fanno notare, metto, ma allora
È possibile, se supponiamo che sia un luogo sacro, non dimentichiamo che dovrebbe anche esserci una fonte sacra. Adesso andiamo a vedere la fonte sacra. Certo che c'è la È fonte a pochi sacra. passi da Eccola questa qui, capanna. iniziamo ad avvicinarci alla fonte. Quando si esce dalla capanna monumentale, si svolta a destra, ci si immerge in un bellissimo contesto naturale e a un certo punto, sempre girando intorno a Nuraghe, chiaramente compare il santuario del culto delle acque, che è quello che vediamo in realtà, appunto perché è santuario, perché non è solo la fonte sacra. La fonte sacra è quella che vediamo al centro, ma già il muro che vediamo qui davanti è detto Temenos, è il recinto sacro, è parzialmente scavato a nodule. Il santuario non è interamente scavato, però hanno messo in luce tutto il perimetro del recinto sacro e si è scoperto che gira senza interruzioni tutto intorno alla fonte sacra. E sulla destra, in alto, include quella grande capanna circolare sotto l'albero più grosso che si vede in alto a destra. C'è quella grande capanna, si vede solo un pezzettino di muro, esatto, quello. Dopodiché il recinto da quella capanna che viene inglobata nel recinto riparte e arriva qui di fronte, dove abbiamo un ingresso, un unico ingresso per l'area sacra. Allora, la fonte è ancora attiva e questa è un'immagine di come appare nella stagione invernale. La fonte sacra di Nodule ha due modi di mostrarsi, appunto, uno estivo e uno invernale. Quello invernale è, immaginatevi nel contesto naturale, molto bello. La vena sorgiva catturata all'interno del pozzo, perché la fonte sacra di Nodule è quasi un ibrido tra fonte e pozzo, all'interno ha un piccolo pozzo, che intercetta la vena sorgiva, e la vena sorgiva, come dicevamo prima, ci fa capire la quantità di acqua che possiamo avere come riserva durante la stagione estiva, perché viene intercettata quasi in superficie e quindi dopo le grandi piogge si riempie così tanto d'acqua che il livello dell'acqua si alza così tanto da sommergere quasi completamente, come vedete, la fonte sacra. Ascolta, Mario, mi viene in mente un attimo, scusa se ti interrompo, mi viene un attimo in mente un paio di fonti e pozzi che ho verificato di persona. Sì. Hanno proprio dove c'è la base la bocca del pozzo, che fra un po' vedremo nelle prossime diapositive, hanno diciamo un foro di troppo pieno che scarica l'acqua e la porta via una volta che raggiunge un certo livello. Allora mi viene da pensare, è possibile che si sia otturato il troppo pieno e che quindi il livello dell'acqua, quando sale, non trova questo sfogo e va ad allagare tutto l'atrio? Avete provato a vedere se sotto c'è qualche canaletta oppure lo escludi? Allora, una canaletta c'è, e mi auguro che verrà fuori con gli scavi successivi. Il fatto è che adesso si allaga così proprio perché dove si trova il fotografo in questo momento è ancora tutto da scavare, quindi in realtà si allaga semplicemente perché di fronte è stata scavata la fonte e il santuario, però di fronte non hanno scavato e quindi l'acqua si accumula ora nel santuario. In realtà ci sarebbe sicuramente tutto un impianto di deflusso dell'acqua, ma qui in questa foto è possibile vedere addirittura il fiume che esce fuori, che arriva fino in fondo. No, anche nell'altra foto. Ecco, se guardi in fondo a sinistra, il riflesso che vedi in bianco lì è praticamente sempre il fiume che prosegue, che allaga anche il fosso successivo, diciamo. C'è sicuramente tutto l'impianto di deflusso dell'acqua che non permetteva l'allagamento che accade oggi, però la prima parte del vestibolo della fonte sicuramente si allagava comunque, perché hanno creato un doppio vestibolo con una parte dove c'è la canaletta che gestisce proprio quest'acqua, quindi la prima parte del vestibolo si allagava quasi sicuramente e il livello di troppo pieno erano i gradini della fonte, lo vedremo nelle foto successive. Ecco,
qui. Allora, intanto siamo dentro la prima parte del vestibolo, quella più vicina al pozzo. Quella che poco fa era allagata. Diciamo che qui non c'è l'acqua. Completamente allagata, addirittura l'acqua arriva all'ultimo blocco di trachite che vediamo, perché questa fonte non è realizzata totalmente in granito, è realizzata in parte in granito, in parte ha un'anima interamente di trachite, che è una pietra che non si trova sul posto, che è stata portata in questo caso anche da una grande distanza, perché secondo Ercole Contu questa trachite qui veniva da un'area che era circa una cinquantina di chilometri da Nordule. Ricordiamo, scusa se ti interrompo un attimo, ricordiamo sì. per chi c'è qualcuno che si occupa anche di pietre, che la trachite, chiamata anche ignimbrite, non è altro che la cenere vulcanica che si è depositata ed è diventata roccia. Quindi questa è una roccia effusiva, cenere vulcanica, mentre il granito è una roccia intrusiva, quindi il granito rimaneva tantissimo sotto il livello perché è il magma che si è raffreddato prima di essere espulso dal vulcano. Scusa se ho messo questa parentesi, ma qualcuno ogni tanto mi chiede, sì, ma dici qualcosa anche sui materiali. Ok, andiamo avanti adesso. Hai fatto benissimo. Okay. Ricordo anche che la Sardegna è un basamento granitico, il granito è tra le rocce più antiche perché è magmatico, se non sbaglio, quindi è proprio il fluido del centro della Terra. Allora, quello che vediamo adesso che cos'è? Intanto è la parte più intima della fonte, vedete 2 sedili ai lati dell'ingresso dove ci sta un numero molto limitato di persone. Abbiamo dei gradini in granito che ci portano verso la porticina e gli ultimi 3 gradini sono di trachite, anche questi. Sia i primi 9 filari che gli ultimi 3 gradini sono tutti in trachite ma questo lo sappiamo perché in tanti santuari, tante fonti sacre e pozzi sacri sono realizzati con delle pietre importate. Per esempio posso citare Su Tempiesu di Orune, che è l'unica che conserva la copertura integra in tutta la Sardegna, però è realizzata in basalto in un colle di cisto. Perché portavano queste anche a Sasè de Soscarros, la fonte è realizzata in basalto. C'è la trachite nella vasca e c'è quel tuffo dove hanno scolpito le teste di Ariete. Che viene lo stesso sempre da altre distanze. Forse serviva, ti faccio prendere fiato, Mario, forse serviva per dare una policromia al monumento in modo da renderlo elegante, raffinato, insomma, un luogo religioso. Sì, questo è successo in tantissimi casi. La fonte di Sasè de Soscarros a Oliena è bicroma proprio per lo scambio che c'è tra il filare di calcare e i filari di basalto. Esatto. C'è il nuraghe Albu, se non sbaglio, che è fatto a scacchi, no? Sì, insomma, ci sono in diversi casi questa bicromia, poi in alcuni casi anche policromia, come anche a Nordule. Qui possiamo vedere anche la seconda parte del vestibolo, con quello al centro che è un altare. In questo altare, quindi la prima parte, vedete che l'anima della fonte si trova in basso, quindi si scende per dei gradini in granito per raggiungerla. Qui siamo già in un livello più alto e c'è questo grosso altare al centro. C'è stato un intervento purtroppo di Tombaroli intorno al 2000 che ha distrutto la canaletta di cui parlavamo prima, almeno all'interno in questo pezzo di vestibolo, perché questa canaletta scorreva proprio sotto quell'altare e l'ultimo gradino che vediamo in fondo faceva da troppo pieno e l'acqua che scendeva da questo gradino veniva raccolta, incanalata in questa canaletta, quindi l'ambiente che stiamo inquadrando in questo momento restava asciutto, anche quando la fonte era in piena. Sopra questo altare probabilmente veniva apposto un grande bacile in trachite che è stato trovato in pezzi purtroppo all'esterno della fonte, sempre da Ercole Contu durante gli scavi,
possiamo ipotizzare che quel bacile potesse stare proprio sopra questa mensa, perché questo ambiente ha da una parte e dall'altra dei semicerchi di sedili. Questo ambiente è semicircolare. Lo facciamo vedere nelle foto. Aspetta, torno un attimo indietro per farlo vedere. No, non si nota, non si più vede. avanti si vede. Si dovrebbe Ok, vedere. allora andiamo più avanti. Ok. Ecco, in ogni caso lo vediamo dalla planimetria, basta guardare la parte di sotto come la fonte. Nella parte di sopra vediamo la profondità del pozzo nella sezione, mentre nella planimetria possiamo vedere il vestibolo diviso in due parti. Quindi la prima parte, quella rettangolare vicino all'ingresso del pozzo, Ah, ok, quindi l'atteo. d'inverno viene completamente allagata, e la seconda parte che aveva, questo è proprio il disegno di Ercole Contu, quindi prima dei tombaroli, potete vedere come si conservava il lastricato, dove al di sotto di quel lastricato scorreva la canaletta che portava l'acqua a quella vasca poligonale esterna per la più ampia comunità dei fedeli. Infatti nel santuario ci sono anche delle panchine, probabilmente che le funzioni pubbliche venivano svolte nella parte esterna. Poi man mano che ci avviciniamo alla sorgente potete notare una fase sempre più intima del culto per un numero sempre più ristretto di fedeli. Intanto nella parte più esterna del vestibolo c'è un ambiente pseudo circolare dove abbiamo i sedili da una parte e dall'altra. No, l'altra parte. All'esterno, scusa, Esatto. questi. Sì, io non ti vedo, quindi sto andando un po' a naso. Sì, lo so, scusa. Allora, a destra, insomma, sopra e sotto, in questo caso abbiamo i sedili, intorno a quella mensa, dove probabilmente c'era questo grande bacile in trachite, perché questo ambiente ricorda tantissimo proprio quelle cosiddette rotonde con bacile, di cui abbiamo citato Sasè de Soscarros, che è la più bella, però ce n'è anche tante altre, per esempio ne cito due nelle capanne a Insula di Barumini, oppure ne hanno trovate 3, se non sbaglio, a Sant'Imbenia ad Alghero, ma in tantissimi siti nuragici abbiamo le rotonde ormai identificate proprio come rotonde con bacile, degli ambienti funzionali al culto delle acque, però si pensa, e non in questo caso ovviamente, generalmente per un culto di tipo domestico, nel caso di Barumini, perché sono per esempio, piccole, sì. Sasè de Soscarros invece è molto ampia. Soscarros e questa qui invece ci fanno pensare a delle funzioni già un pochino più riservate magari a delle elite, oppure a delle fasi particolari del culto. L'anima intrachite della fonte è veramente particolare, presenta delle particolarità architettoniche eccellenti. Qui siamo all'esterno, l'esterno è molto eroso perché, a differenza di tante altre fonti, ma specie di quelle che si conservano maggiormente, questa è sempre stata accessibile anche prima degli scavi archeologici. In pratica, tramite una discesina di terra si riusciva a scendere e a raggiungere la facciata della fonte. Questo possiamo immaginarci che quindi spieghi l'assenza di bronzetti, che non sono stati trovati perché è stata depredata già in antico, e probabilmente spiega anche questa forte erosione che vedete nella facciata, perché era sempre alla mercé delle intemperie, ma soprattutto delle persone e degli animali, non dimentichiamo il bestiame. Se no, chiaramente i blocchi, si può vedere nel dettaglio, dovevano essere perfettamente lavorati, ancora più raffinati del basalto, per esempio di Sutempiesu o di Sasè de Soscarros, perché quello è un basalto bolloso e quindi ha tutte le bollicine nella superficie, mentre qui è una trachite così compatta e così perfettamente lavorata che, se visti da vicino, sembrano praticamente dei mattoni, ma sono blocchi di pietra.
Questi sono dei dettagli in cui loro appunto incastravano i blocchi di trachite perfettamente l'uno con l'altro, integrandoli anche dove probabilmente c'erano dei difetti della pietra stessa. In questo caso potete vedere dove il blocco che compone il gradino che vediamo di fronte praticamente ha una scanalatura che esce all'infuori per incastrarsi perfettamente con il gradino, quindi con l'altro blocco di trachite del gradino. Di questi preziosismi uno si può perdere nella fonte di Noddule se si vuole mettere lì ad osservarla attentamente, ma è una fonte che conserva un segreto. La camera a pozzo è profonda dall'ultimo gradino in giù poco più di 1 metro, ma nel complesso è alta più di 2 metri, quindi all'interno ci stanno 1 o 2 persone abbracciate, e da questo ingresso si può vedere poi la perfezione che ancora la caratterizza, perché all'interno, mentre l'esterno è molto eroso, l'interno si conserva ancora perfettamente, praticamente come 3000 anni fa. La singolarità che rende unica questa fonte è proprio la copertura a tholos di questo ambiente a pozzo che abbiamo all'interno della fonte, perché è l'unica cupola realizzata in trachite policroma. Cosa vuol dire? Che tutti i blocchi in trachite della cupola che compongono la cupola sono in realtà di trachite di colore diverso, quindi di una sfumatura di colore diverso, e questo ci fa pensare che addirittura possano venire anche da zone diverse della Sardegna, scelte apposta proprio per realizzare questa cupola. Ecco, qui abbiamo la sezione, sia intanto la facciata e la sezione del pozzo. A sinistra nel pozzo potete vedere l'ingresso con sopra la nicchia, perché sopra all'architrave dell'ingresso c'è una nicchietta come quella che noi usiamo per le nostre madonnine, una nicchietta ogivale, quindi con la forma di un triangolo curvilineo, che un po' riprende la forma di come doveva essere coperta la fonte. Da questa facciata potete vedere infatti come questo ambiente doveva essere coperto interamente a ogiva, quindi la fonte doveva conservarsi più o meno, doveva essere di 6 o 7 metri come quella di Suttempiesu, però mentre quella sappiamo che aveva una copertura triangolare a doppio spiovente, ma perfettamente triangolare, questa qui forse è tra quelle che è quella che si conserva meglio dopo Suttempiesu, perché possiamo intuire com'era la copertura ed era diversa da quella di Suttempiesu, ma era appunto una copertura di forma ogivale. Ecco qui la cupola. Allora, intanto bisogna premettere che queste foto sono fatte da professionisti, però non c'è fotografia che vi farà mai vedere i veri colori della fonte, perché qualsiasi luce artificiale uno ci punti, nell'obiettivo della macchina fotografica i colori si spalmano e si appiattiscono, ma in realtà c'è grigio chiaro, grigio scuro, rosa, salmone, rossastro, marroncino chiaro, marroncino un po' più scuro, un giallone quasi arancio, eccetera. E i colori diversi sono tutti i blocchi degli ultimi 4 anelli. Il secondo anello ha anche una specie di decorazione quasi a spiga o a spina di pesce. Il concio centrale ha questo incavo a forma di occhio, che però molto probabilmente potrebbe rappresentare proprio l'organo femminile per una ovvia simbologia di fertilità. Se ci pensiamo bene, l'acqua che cos'è? L'acqua è al centro della vita, dove c'è l'acqua c'è la vita, altrimenti questa non era possibile. I nuragici ovviamente lo sapevano, però non realizzavano questi templi, per esempio, per raccogliere, che so, l'acqua della pioggia, ma per l'acqua sorgiva comunque dalle profondità della terra. Se vogliamo collegarci al concetto della madre terra e magari a quello dei loro avi anche prenuragici, con il concetto diciamo di madre terra che possiamo individuare nella dea madre in sé, nella simbologia della dea madre neolitica.
Mario, qui vedo, scusa se ti interrompo, anche sì, perché da questo momento in poi sforiamo, quindi abbiamo finito. No, aspetta, prima di finire, perché da questa foto si evince che i conci sono lavorati con degli spigoli ad incastro incredibili. Sì, allora Guarda un po'. intanto sono lavorati a tenuta perfetta. Poi anche, come ho fatto vedere in alcuni dettagli prima, e anche possiamo vederlo Ah, in questo ecco. dettaglio, a parte gli incastri, ci sono incastri perfetti dove due filari per esempio diventano uno, però anche delle illusioni ottiche dove in questo caso, in certi casi, due filari diventano uno, ma con una linetta in altorilievo che prosegue il taglio come per illudere la vista che fossero che comunque i filari continuassero. Mm-hmm. La lavorazione a martellina comunque, infatti si vedono i sono segni. lavorati a martellina, anche la decorazione è ottenuta con la lavorazione a martellina. Non sappiamo se è una vera e propria decorazione, però si capisce che in certi casi l'hanno fatto in modo ordinato, in modo da creare proprio questa specie di decorazione a spiga. A chevron. Sì. Ok, qui andiamo nella tomba di giganti. Sì, è presente anche la tomba dei giganti, purtroppo non si conserva benissimo. Questa è la planimetria rilevata da Edita Castaldi, era stata già vandalizzata dai tombaroli prima che lei andasse a scavarla e quindi si conservano solo i filari di base. È una bella tomba, comunque a filari, di quelle come quelle di Madau, per intenderci, Di Fonni, quelle a sì. filari di Madau, quindi con i conci in granito, sì, però perfettamente lavorati e sagomati. Ci sono dei conci molto belli sparsi intorno, che erano quelli che diciamo componevano il resto della tomba. Adesso restano i filari di base e l'esedra, come possiamo vedere, è lunga poco più di 8 metri, quindi è anche abbastanza piccolina. Siccome il sito di Noddule abbraccia uno spaccato di tempo molto ampio e c'è anche il nuraghe complesso, è possibile che questa sia una tomba un po' successiva della seconda fase, magari quella del culto delle acque, e manchi da individuare ancora le tombe dei giganti, quelle monumentali della prima fase. Chi lo sa, speriamo. Ma è un sito che è completamente da scavare. Vi siete presi un bell'impegno, Mario e Antonio, eh? Sì, ma è bello anche immaginare, con quel poco che emerge, immaginare cosa appunto può nascondere al di sotto. Va bene, allora io dopo questa passeggiata in questo sito fantastico vi ringrazio perché si vede che siete due guide turistiche appassionate del proprio lavoro. Grazie a te. È un sito che vi ha meritati, nel senso che voi siete fra i più bravi e questo è un sito fra i più belli che ci sono in Sardegna. Voglio ricordare che questo sito è facilmente visitabile perché si trova proprio a fianco alla strada, cioè si entra in macchina. Sì, sì. Quindi Abbiamo chi vuole fatto andare a un visitarlo parcheggio. non deve neanche fare trekking, per dire. Il trekking lo fa dentro il sito per andare a vedere i circoli megalitici, la tomba di giganti, che io non l'ho vista la tomba di giganti l'ultima volta che sono venuto, perché avevo il gruppone, quindi noi col gruppone ci muoviamo sempre, insomma, nei pressi degli edifici più belli, anche perché sono tutti sotto la mia responsabilità. Io ho sempre Certo. timore che insomma, qualcuno si avventuri in sentieri che non deve percorrere. Giustamente. Va bene, allora, cari ragazzi, io vi saluto, vi faccio gli auguri perché fra un po' sarete in 3, quindi Antonia, forza, siamo tutti con te che facciamo il tifo per questo bimbo, questa bimba che... Bimba. è una bimba, bene, che da un giorno all'altro verrà a trovarci. Mi raccomando, il rituale. Voi avete la possibilità lì di fare Ha il portato rituale. fortuna alla fonte sacra, lo Hai dico visto? sempre. Hai Sì. visto? Va bene, va bene. Allora, Era dubbio saluto. che funzionasse. Saluto e ringrazio Mario Cabidio e Antonio Pintori che appunto gestiscono il sito di questo meraviglioso pozzo che abbiamo visto a Noddule insieme al nuraghe, insieme a tutti gli altri beni.
Ricordo a chi non si fosse messo in ascolto all'inizio che oggi era prevista la serata con professor Ugas, che qualche ora fa ha avuto un grave lutto in famiglia, quindi non abbiamo potuto fare la serata con professor Ugas, che faremo invece venerdì prossimo, quindi sarà venerdì prossimo su Mulino di Villanova Franca. Io vi ringrazio, vi saluto tutti. Vi ricordo che ho organizzato Onebu, la nostra associazione che insomma vi fa conoscere un pochettino la Sardegna. Un caro saluto. Grazie all'associazione, un saluto, buona serata a tutti. Arrivederci, grazie.